questa: ci sono luoghi dove uno va una volta e basta, e poi c'è Napoli. Questa è una tua frase. In un paese così musicale come l'Italia, Napoli forse è uno dei più grossi jukebox in tutto il mondo, sia di musica classica che popolare. L'idea quindi era quella di realizzare un film di intrattenimento che potesse spingere la gente a riscoprire di nuovo la musica sia qui che in tutto il resto del mondo. Io credo che la diversità della musica e dell'espressione musicale a Napoli sia veramente un qualcosa di sorprendente, ed è questo il motivo per cui è andata avanti e continua a vivere e sopravvivere. Ha certi elementi di complessità ma anche elementi di universalità. Quindi l'idea è quella di mantenerla viva e anche di farla viaggiare. Questo è stato molto interessante per me, la possibilità di lavorare con tutti, in realtà farla viaggiare e fare la musica è stato interessante e entusiasmante, difficile ma entusiasmante. Io credo che i problemi di Napoli siano problemi che in realtà sono presenti in tante altre parti del mondo. Magari a Napoli ce ne sono di più, ma sono gli stessi problemi che la gente vive altrove. Però ci sono tantissime persone che sono molto oneste, che lavorano sodo, duro, persone estremamente creative, e questo ha portato ad una grande espressione nella letteratura, nella musica, nella recitazione, nella scrittura. È veramente un luogo unico, è un luogo particolare, speciale. Si mostrerà sempre l'aspetto buio, e anche in alcune delle canzoni ci sono i lati oscuri, ma bisogna mostrare tutto quello che succede anche nella quotidianità e come questa gente sopravvive, perché questo è un esempio anche per il resto del mondo e il resto del paese anche. È un luogo a cui tornerò, dove tornerò a lavorare con estrema facilità. Ho trovato che la gente è veramente profondamente generosa.